Benvenuti a Noi Chiesa, la trasmissione voluta dagli uffici comunicazioni sociali delle diocesi della regione ecclesiastica Ligure, realizzata con i mezzi di informazione che vivono sul territorio. Questa settimana iniziamo raccontandovi diverse storie e testimonianze in occasione della Giornata Mondiale del Povero, che si celebra domenica prossima e che Papa Francesco ha voluto dedicare quest'anno al tema Gesù Cristo si è fatto povero per voi. Andremo a raccontarvi diverse storie ed esperienze, in particolare cominciando da alcune situazioni di emergenza che vedono impegnate anche la comunità cristiana nei territori della nostra regione. E allora cominciamo dall'estremo ponente ligure e andiamo in particolare a Ventimiglia, impegnata ormai da diversi anni e soprattutto in questi ultimi giorni con l'accoglienza delle persone migranti. Aveva 19 anni ed era afghano. È morto alle 5 di lunedì mattina sulla A10, poco dopo la galleria al Monte, l'ultima prima della barriera di Ventimiglia. Camminava sull'autostrada tentando di avvicinarsi al confine francese, aggirando i controlli, come succede dal 2015, quando la Francia ha sospeso la Convenzione di Schengen. È l'ultimo di oltre 30 morti negli ultimi anni sull'autostrada, lungo i binari della ferrovia o al passo della morte, il sentiero che collega Italia e Francia, che tanti cercano di percorrere fino a Mentone. Tutti i modi vengono cercati per appunto superare il confine ed evitare che la polizia chieda i documenti, dato che queste persone sono arrivate in Europa per cercare appunto una vita migliore, ma non essendoci, se non per pochissimi numeri, una possibilità di ingresso legale, sono in qualche modo obbligate a cercare modalità cosiddette illegali e regolari. Per molti i tentativi si ripetono per mesi e la politica francese non si ammorbidisce. Schengen è sospeso per sé, per tutti, però poi i frontalieri, noi abbiamo migliaia di persone, 5-6 mila persone che ogni giorno vanno a lavorare tra Francia e il Principato di Monaco e giustamente non vengono controllate, non hanno problemi, però se le persone di colore vengono sistematicamente controllate, quindi questa un po' ingiustizia e questa scelta che comunque la Francia sta facendo un po' forzando, ecco, le norme europee e rinnovandola di 6 mesi in 6 mesi, prolungandola un po' indefinitamente, ecco, con la conseguenza che poi anche la città di Ventimiglia subisce un po' questa situazione e oltre in primis appunto alle persone migranti che sono costrette a rischiare la vita o a fidarsi ai passeur, quindi ai trafficanti, a dover pagare per farsi accompagnare, per trovare un modo di appunto superare la frontiera. E quindi la necessità anche di una richiesta più forte alla Francia anche di rispettare i principi europei. L'Italia è il primo paese di approdo e comunque dall'Italia molti, non tutti, perché c'è chi chiede accoglienza all'Italia, però tanti invece vogliono raggiungere altri paesi, che poi non è solo la Francia, perché anche la Francia stessa diventa paese di transito verso la Gran Bretagna, verso l'Olanda, la Germania e i paesi del nord Europa, per cui sicuramente la legislazione europea andrebbe modificata dal nostro punto di vista, non solo in un'ottica appunto di sicurezza, ma anche in un'ottica di accoglienza e vedendo questo arrivo di persone non solo come un problema, che può essere senz'altro in una fase iniziale, ma anche in una prospettiva invece di persone che appunto hanno un contributo da dare, ecco, non solo una necessità di aiuto, ma anche un contributo
alla costruzione dell'Europa stessa. Dal 2015 in avanti Caritas Intemelia si spende per accogliere giovani uomini, famiglie intere, minori non accompagnati, disabili, neonati. Da più di 2 anni la chiusura del cosiddetto centro di accoglienza del Parco Roia ha azzerato le iniziative da parte dello Stato. Caritas, con la Diaconia Valdese, We World e Save the Children, offre innanzitutto le risposte ai bisogni essenziali. Noi ogni mattina, da lunedì a sabato, diamo colazione e pranzo alle persone che passano presso la nostra sede e abbigliamento, vestiario per quanto a nostra disposizione, visite mediche grazie ai volontari che possono appunto dare delle cure di base alle persone che arrivano sia dalla rotta mediterranea che dalla rotta balcanica, quindi c'è anche chi ha fatto migliaia di chilometri a piedi. Sono veramente famiglie che, come il Papa ha definito qualche mese fa in un suo messaggio, in un suo discorso, ha parlato di eroi, di genitori eroici che fanno questi viaggi per il bene dei loro figli. La rete sul territorio supera il confine. Ad essere sinceri, c'è stato un po' più di slancio nella prima fase, adesso stanno passando gli anni e l'impegno è sempre gravoso, quindi c'è chi non è più in grado di dare una mano, però c'è anche chi fortunatamente si avvicina per la prima volta. E c'è anche poi una rete per comunque completare il quadro, appunto, di attivisti che danno una mano e anche di organizzazioni francesi che tutte le sere vengono a portare la cena alle persone appunto migranti in viaggio, dato che noi riusciamo a farlo solo per il pranzo. La sera è dedicata alle persone nostre ospiti senza dimora e non riusciamo a dare un aiuto a tutti, mentre invece appunto ci sono organizzazioni che da Nizza, da Mentone, dalla Val Roia portano appunto la cena. C'è un programma, un coordinamento per cui la rete solidale è ampia e in questo caso è transfrontaliera, quindi c'è una solidarietà da parte di organizzazioni anche transalpine. In questo momento l'accoglienza si aggira fra 60 e 100 persone al giorno. La scorsa estate si è arrivati fino a 250 in una sola giornata. A volte le stesse persone tornano più volte a causa dei respingimenti. C'è qualche spazio per il pernottamento, al massimo per 20 persone, grazie alla diocesi e alla parrocchia di Sant'Agostino. Alla vigilia della giornata dei poveri, nel secondo anno del sinodo che invita ancora all'ascolto, Caritas offre una testimonianza preziosa. Ma sicuramente è questa grande forza e speranza di queste persone che hanno appunto l'obiettivo per se stessi o per i propri familiari, come dicevo prima, quindi per i propri figli, di dare un'opportunità di vita, di libertà, di pace, perché appunto moltissimi fuggono da conflitti, da zone di guerra. E questa appunto determinazione e voglia di una vita migliore, più degna e dignitosa e rispettosa, e questo con appunto questi rischi e questi viaggi così difficili, problematici, a volte lunghissimi, perché appunto durano mesi se non anni, ed anche dei ragazzi minorenni, ecco, perché proprio pensare all'età di questi ragazzini che viaggiano è impressionante, ecco, se ci medesimiamo in loro, ed anche il fatto che praticamente viaggiano senza nulla. Adesso tra i primi migranti anche che abbiamo accolto anche a Sanremo, ad esempio, ricordo dei ragazzi eritrei che il loro bagaglio era un bigliettino con alcuni numeri di telefono, non avevano assolutamente altro, avevano solo qualche contatto per chiamare, per avere poi magari ulteriori aiuti o appoggio al loro arrivo. Quindi ecco, mi ha colpito e mi continua a colpire questa forza, la forza di queste persone. Da Ventimiglia ci spostiamo a Genova. L'accoglienza delle persone che sono scappate dall'Ucraina dopo l'invasione russa è sicuramente una delle esperienze che ha impegnato di più la rete di solidarietà della Liguria, ovviamente, e non solo.
In questi giorni Caritas Genova ha realizzato una raccolta straordinaria in vista dell'inverno di indumenti caldi, soprattutto di coperte. In particolare questa raccolta è destinata alle persone senza fissa dimora che vivono sul territorio appunto della zona di Genova, ma quest'anno si è deciso di destinare una parte consistente di quanto raccolto alle famiglie rimaste in Ucraina. Vediamo. Hanno dato prova di grande generosità i genovesi in occasione della raccolta straordinaria per l'inverno che unisce Caritas Diocesana Genova a Caritas Odessa. Sacchi a pelo, coperte, zaini, berretti, guanti, piumini sono stati raccolti nelle parrocchie e sistemati in centro, nella chiesa di Santo Stefano e a Sestri Ponente grazie alla collaborazione dell'associazione Il Prossimo. Non appena sarà possibile riempire un tir, tutto il materiale sarà caricato a Bolzaneto e da qui partirà per Odessa. L'esarca di Odessa della Chiesa Cattolica di rito bizantino Mikhailo Bubni ha visitato il centro di Santo Stefano. È una guerra bruttissima perché distrugge tutto, specialmente in queste strutture civili, no? È una guerra contro i civili, anche contro i civili. Perciò vi ringrazio tanto. Prima di tutto per ospitalità, per questo visito in questa chiesa dove noi ucraini con padre Vitali stiamo pregando per spingere in questo momento della pace, no? Che Dio ci benedica di finire questo tempo. Ogni inverno Caritas Diocesana Genova promuove 2 azioni fondamentali a beneficio delle persone senza dimora che restano in strada. Da una parte una raccolta materiale, dall'altra un allargamento dei posti a disposizione per l'accoglienza notturna, perché quelli disponibili in città non sono sufficienti a soddisfare le richieste. Quest'anno la circostanza della guerra in Ucraina e la lunga condivisione della Chiesa genovese con la comunità ucraina presente in città ha permesso di allargare l'urgenza alla raccolta anche per gli abitanti di Odessa, molti dei quali dovranno presto affrontare un inverno rigido senza la possibilità di riscaldarsi e senza elettricità. Un imprenditore genovese che ha voluto restare anonimo ha donato un generatore elettrico da 46 kW che potrebbe garantire autonomia ad una struttura, ad esempio una scuola o un ospedale, di dimensioni piuttosto consistenti. Oggi in tutta l'Ucraina la distruzione di una parte delle centrali elettriche comporta infatti un razionamento delle forniture che vengono erogate a zone e per periodi di tempo limitati. Ringrazio il Caritas che fa tanto, specialmente in questi giorni, per raccogliere questi doni per i bisognosi in Ucraina, specialmente per Odessa, e anche tutti i cittadini di Genova, per tutti che ci danno la mano e ci aiutano in questo momento molto difficile. Io credo che sia un momento veramente molto bello quello di condividere con il confratello vescovo di Odessa questo momento di visita alla nostra città e alla nostra chiesa. È davvero un momento bello di condivisione, credo che sia bello il far sentire ai nostri fratelli e sorelle che siamo vicini. Siamo vicini ovviamente sempre con la preghiera e anche con l'attenzione alle cose concrete di cui questo popolo oggi ha bisogno. E quindi è davvero far parte della stessa Chiesa, sentirci parte della stessa Chiesa. Ed è bello sentirci fratelli e sorelle davvero uniti anche a questa Chiesa che sta vivendo un momento difficilissimo della sua storia. E quindi dire ci siamo vicini, condividiamo. Davvero credo che sia il più bel regalo che oggi possiamo fare come Chiesa sorella di Odessa e anche con la lunga storia che unisce la città di Genova ad Odessa. Quindi grazie a Sua Eccellenza per la visita, davvero di condividere con noi questo momento. Persone che emigrano, persone che vivono le difficoltà e il dolore generato dalla guerra, sono sicuramente queste
Due situazioni di emergenza che hanno tenuto impegnati e che tengono desta la rete di solidarietà della nostra regione. Poi c'è il quotidiano, ci sono le persone che tutti i giorni vanno a bussare alla porta delle associazioni di volontariato, degli enti di carità che sono sparpagliati sul territorio. E allora come vivere l'accoglienza? Quale sguardo per queste persone? Se lo sono chiesto a Savona, nella diocesi di Savona. Caritas ha preparato e coronato proprio in questi giorni un percorso di formazione che ha generato diversi processi. Allora sentiamo questo servizio. La giornata dei poveri, promossa da Caritas Savona per tutti i volontari, avrà come tema l'eccezionale quotidiano dell'incontro e si svolgerà sabato all'Istituto Rossello di via Montegrappa. L'incontro inizierà alle 12 con l'accoglienza e la preghiera guidate dal Vescovo, poi il pranzo e a seguire l'introduzione alla giornata sul tema I nostri orizzonti a partire dalla lettera di Papa Francesco per la giornata mondiale del povero. Seguiranno testimonianze dai centri di ascolto parrocchiali e i lavori di gruppo. Intanto cominciamo dicendo quanti sono i centri di ascolto nella diocesi di Savona e grosso modo quanti incontri fanno ogni anno. Dunque, i nostri centri di ascolto parrocchiali o interparrocchiali, vicariali in diocesi sono in tutto 8. Ne abbiamo inaugurato tra l'altro uno proprio 2 o 3 giorni fa nel comune di Celle Ligure. 8 centri d'ascolto che vanno proprio da un estremo della diocesi all'altro, quindi da Finale Ligure a Cogoleto, che è già provincia di Genova, ma rientra ancora nella diocesi di Savona. E questi centri d'ascolto più o meno hanno dal 1° gennaio ad oggi hanno fatto una media di circa 600 persone incontrate come singoli, diciamo, presenti al colloquio. Poi immaginando e facendo un calcolo approssimativo, diciamo che considerando anche i nuclei familiari sono circa 1200 le persone prese in carico tra singoli e nuclei familiari. Persone alle quali ovviamente viene consentita la possibilità in primo luogo di ricevere un ascolto della propria situazione in un luogo caldo, quindi in un luogo dove le persone accolgono prima di tutto e vogliono fare un pezzettino di strada insieme, e all'interno del quale vi sono poi una serie di servizi, di prestazioni, come storicamente molti centri d'ascolto hanno, quindi la distribuzione dei viveri, piuttosto che la distribuzione degli indumenti, piuttosto che l'accompagnamento in coordinamento con i servizi sociali, anche per il pagamento di alcune spese come le bollette, piuttosto che un sostegno all'affitto. Questo incontro sarà anche l'occasione per coronare un percorso formativo che Caritas ha proposto a tutti i volontari dei centri di ascolto, tutti i volontari della carità in questo periodo. Da quale desiderio è scaturita la vostra iniziativa e come l'avete portata avanti? Che cosa avete scoperto in questo cammino? Sì, allora, diciamo che questo percorso di cui domani, sabato, raccoglieremo un po', diciamo, le fila, è nato dal desiderio di camminare insieme ai centri d'ascolto, fornendoci un po' più di strumenti per stare nella relazione in una maniera nuova, con una postura nuova. La postura nuova, diciamo che è un elemento sul quale fin da subito si è un po' incentrato il percorso. Un percorso che è stato finanziato grazie a una progettazione 8x1000 di Caritas Italiana, sostenuto anche dal nostro Vescovo, e durante il quale ci ha accompagnato un formatore, Carlo Andorlini, che è un docente dell'Università di Firenze nella laurea magistrale di servizio sociale. E con lui, grazie al suo accompagnamento, appunto, siamo stati accompagnati in questo percorso che è stato voluto in primo luogo per proprio consentirci un cambio di postura, quindi un'apertura fiduciosa verso
un abbandono un po' di l'autoreferenzialità che spesso i centri d'ascolto hanno, anche legata spesso all'emergenzialità, al fatto di essere talvolta presi proprio d'assalto da persone in difficoltà e quindi dal trovarsi stretti dalla necessità di dover fronteggiare queste difficoltà. Abbiamo provato a darci del tempo in cui riflettere proprio sulla necessità di un cambio di postura, non soltanto nei confronti delle persone accolte, ma proprio nei confronti della comunità, intesa non solo in primo luogo come sicuramente comunità parrocchiale, comunità cristiana, ma poi intesa proprio come il luogo dei nostri interessi, in cui vi sono le nostre relazioni, quindi intesa anche in un'accezione di comunità territoriale, laddove sono presenti appunto non soltanto soggetti come noi che proviamo a frenare la marginalità, la solitudine, l'essere da soli a fronteggiare le difficoltà anche economiche, ma un territorio che è occupato anche, che è vissuto anche da tutta una serie di altri soggetti civili che non sono magari impegnati come possiamo essere noi o altre realtà caritative proprio sul fronte del disagio, ma con i quali è possibile stringere alleanze anche inedite, anche inaspettate, dalle quali sicuramente scaturisce un potenziale per far fronte al disagio che è molto più potente di una risposta autoreferenziale che avremmo potuto dare come centri d'ascolto o come centri d'ascolto che al massimo si relazionano con qualche soggetto all'interno della Chiesa. Quindi l'idea è stata proprio: partiamo da un cambio di postura, da un'apertura fiduciosa nei confronti della comunità e andiamo a sottolineare, andiamo a valutare quello che è il potenziale, con l'obiettivo il formatore ci richiamava all'attenzione che è sempre più forte oggi nella società, di combattere lo spreco alimentare. Quindi la nascita delle app, una rete di varie reti di associazioni proprio per evitare che il cibo venga buttato, e ci aiutava a porre l'attenzione invece su quanto spreco relazionale abbiamo, proprio perché spesso non riusciamo a creare delle connessioni, delle alleanze tra tutti i soggetti che a vario titolo esistono sul territorio e possono veramente, mettendosi in rete, dare luogo a dei nodi di una rete che è sempre più fitta, una rete contro la marginalità, contro il disagio, per far sì che anche se una persona durante il suo percorso di vita, diciamo, può avere delle cadute, però ci sia una rete effettivamente solida che può sostenerlo e può aiutarlo a rimettersi in piedi. Quindi l'idea era proprio questo, e facendo anche un po' una lettura del percorso che abbiamo fatto finora, quello che ci è saltato all'occhio è non tanto i risultati che sono stati raggiunti, che in realtà sono dei punti di partenza dai quali poi vogliamo proprio continuare a camminare, ma più che altro i percorsi che sono stati avviati, no? Le riflessioni che ci hanno consentito davvero, al di là del aver dato vita all'interno di un centro di ascolto, di un servizio di doposcuola, piuttosto che di aver creato un'integrazione anche tra due centri di ascolto che oggi gestiscono in maniera integrata un unico servizio di distribuzione di indumenti, però appunto al di là di questi grandi, per noi grandi, risultati in termini proprio concreti, e quello che abbiamo proprio notato e condiviso anche con i volontari che hanno aderito e partecipato in numero abbastanza consistente, con grande entusiasmo a questo percorso, è proprio l'entusiasmo che ci dà l'idea di guardare al servizio che i volontari fanno con un'ottica nuova, un sentirsi in comunione, un sentirsi profondamente legati gli uni agli altri, e anche con realtà sul territorio delle quali prima non ci si accorgeva neanche, perché ognuno faceva il suo pezzettino. Quindi abbiamo avviato alleanze con le società sportive, abbiamo provato a creare alleanze, contatti con le società di mutuo soccorso, piuttosto che con realtà più o medio grandi sul territorio che magari non si occupano in primo luogo di marginalità, ma che insieme hanno qualcosa da esprimere anche rispetto a quell'aspetto.
Ora andiamo a Tortona. La città di Tortona si è trasformata per 2 giorni nella capitale della musica sacra grazie ai concerti e al convegno che hanno rimesso al centro la figura di Don Lorenzo Perosi, il compositore tortonese, di cui sono state eseguiti tra l'altro 2 messe nel corso delle giornate e una delle quali addirittura inedita. Per 2 giorni Tortona si è trasformata nella capitale della musica sacra italiana. Nella città di Don Lorenzo Perosi, nel 150° anniversario della nascita, si è tenuto il convegno nazionale dell'Associazione Italiana Santa Cecilia. Siamo stati qui a Tortona a svolgere questo convegno nel 150° anno della nascita di Lorenzo Perosi, presidente onorario dell'Associazione Italiana Santa Cecilia, e quindi l'Associazione Italiana Santa Cecilia non poteva non essere qui a Tortona a tenere questo incontro. Nella giornata di studi abbiamo ascoltato varie relazioni che così nel tentativo di restituire a Perosi la dignità che merita, la conoscenza che merita, quindi uscendo un po' da quel atteggiamento di affetto bellissimo, no? Fatto di racconti, di aneddoti, per cercare di entrare un pochino di più in profondità nei meriti delle sue composizioni musicali e soprattutto nei meriti della personalità musicale di Lorenzo Perosi, che è infusa in tutti i suoi lavori. Molto interessanti i relatori, abbiamo avuto poi anche l'onore di avere una puntata della trasmissione di Radio Terra Rai Momius dedicata appunto a Lorenzo Perosi, condotta da Sandro Cappelletto, e che dire, ringraziamo Tortona per la bella accoglienza e speriamo che questo incontro possa essere l'inizio di un lungo e proficuo percorso per conoscere meglio Lorenzo Perosi e per farlo conoscere al mondo. 2 giornate molto dense, come ha spiegato Monsignor Tarcisio Cola, presidente dell'Associazione Italiana Santa Cecilia e canonico della Basilica Papale di San Pietro. Sono state eseguite la monumentale Missa Pro Defuntis a 6 voci e sabato la Missa Pontificalis Prima nella celebrazione presieduta dal Vescovo Monsignor Guido Marini. È un convegno che si è fatto, meglio 2 mezze giornate di studio, con un concerto di musiche di Perosi e la finale con la presenza delle Schole Cantorum, una celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Tortona. Si è voluto riscoprire Lorenzo Perosi come musicista, come artista, la sua poetica, il suo animo di sacerdote, come l'ha espresso nella musica, anche il suo travaglio interiore, da tutti i punti di vista, dal punto di vista del suo rapporto con il canto gregoriano, le sue produzioni delle messe corali per le Schole Cantorum, e anche quel che riguarda un po' anche la musica che ha svolto e che ha scritto soprattutto cameristica, e quindi la riscoperta anche di molti brani che purtroppo non sono molto eseguiti. Quello che esce è di un personaggio che ha molto ancora da dire alla musica liturgica. Molti brani si possono e sono utili per la liturgia, non tutto con la liturgia rinnovata, ma molto si può ancora cantare, ma soprattutto è l'animo musicale che è molto tipico di Perosi, che ha molto da comunicare anche alla liturgia di adesso, per cui vale la pena di riscoprirlo come uomo, come sacerdote, come musicista. Abbiamo avuto delle interessanti conferenze, quella di padre Marco Repeto, che è un gregorianista, che ha parlato del rapporto di Perosi e il canto gregoriano, come lui è stato influenzato dal gregoriano, come era il gregoriano al suo tempo, e il dibattito tra le 2 scuole del tempo, quella di Solesme e quella di Ratisbona, e la sua formazione. Poi abbiamo avuto il maestro Donella, che è uno storico, musicologo, che ha letto l'oratorio nel senso la composizione oratorio per lui, per Perosi, un bellissimo concerto del
Rossini Chamber Choir di Pesaro, diretto dal maestro Baiocchi, che ha eseguito una messa inedita di Perosi, la messa da Requiem, non conosciuta, rara. E oggi, stamane, altre 3 relazioni, quella di Simone Baiocchi circa Lorenzo e la tradizione polifonica romana, cioè come si è situato Perosi nell'ambiente di Roma, quando è andato da Venezia, si è trasferito a Roma, che cosa ha trovato, come è cambiato in lui, quando una volta trovato a Roma, quello che ha trovato nelle basiliche, perché lui girava nelle basiliche romane per vedere la situazione, come cantavano. Poi è seguita una conferenza del professor Cappelletto, che è un noto musicologo, su Lorenzo Perosi, la suite e le produzioni cameristiche, interessante, ha messo molto in evidenza alcuni brani belli e poco conosciuti. E infine Don Paolo Padrini, che è il presidente del Festival Perosi qui di Tortona, ha dato una lettura di com'è la situazione attuale della musica di Perosi, come sta Perosi, come è visto, come è concepito, come è ferma un po' la sua musica, ma è tutta da riscoprire, perché c'è molto da trovare. Infine il dottor Ramella, che è docente al Conservatorio di Milano, ha tratto delle conclusioni, augurando appunto che si prosegua in questa rilettura della figura di Perosi. Le celebrazioni in onore del 150° di Don Perosi però non sono ancora finite. Il festival musicale dedicato al compositore tortonese infatti chiuderà il prossimo 26 novembre con l'oratorio della Passione secondo San Marco, eseguito dal coro del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, diretto dal maestro Walter Marzilli. Infine andiamo a Chiavari per raccontarvi un'esperienza molto particolare, quella delle Lampade Ardenti. Chi sono le Lampade Ardenti? Sono un gruppo attualmente di circa 200 persone che si impegnano nell'adorazione eucaristica notturna perpetua. Dunque tutte le notti viene svolto questo servizio. Attualmente sono circa 200 le persone coinvolte in questa esperienza che ha iniziato a svolgersi al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno. L'impulso venne dato nel 2000 da Don Nando Negri. Vi raccontiamo questa storia. La pandemia non ha spento la lampada, anzi le lampade. L'esperienza dell'adorazione eucaristica notturna, iniziata nel 2000 su impulso di Don Nando Negri, continua ogni notte. Il Covid ha imposto certo uno stop, ma la fiamma è rimasta accesa. Se è vero che con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Giampio De Vasini al centro Benedetto Acquarone, l'impegno dei volontari coinvolti è ripreso. Tutte le notti offrono un po' di tempo per stare in compagnia del Signore e per pregare per tutte le necessità della nostra Chiesa e dell'opera anche del villaggio. Adesso quanti siete circa? Sono circa 200 le persone coinvolte, siamo in una fase di riorganizzazione perché abbiamo dovuto per 2 anni fermare un po' la normale attività del gruppo, delle Lampade Ardenti, e adesso si riprende, quindi con 200 persone suddivise un po' per ogni serata. E ogni gruppo dà questo tempo di 6 notti in tutto l'anno, alternandosi nei mesi, per mettersi a disposizione della preghiera, cercare attraverso questo tempo bello e santo di portare l'aiuto più profondo che un cristiano può dare. A partire dal 7 novembre 2022 l'adorazione eucaristica notturna è ricominciata, questa volta però nella cappella del villaggio del ragazzo a San Salvatore di Cogorno, con inizio alle 21. C'è grande gioia, c'era attesa di questo momento di ripartenza perché per un po' di tempo abbiamo dovuto sospendere appunto. C'è un cambiamento rispetto all'adorazione che abbiamo fatto fin qui, in questi 22 anni. In questo momento, per varie necessità legate anche alla cura delle persone presenti nella struttura del Benedetto Acquarone, che è sempre stato la sede di questo momento di adorazione, abbiamo un po' convenuto, tra chi si prende cura un po' di questo bel servizio, di spostare l'adorazione eucaristica nella cappella del villaggio del ragazzo di San Salvatore.
in modo che ci sia, ecco, meno problematiche a riguardo della custodia delle persone che avrebbero un po' di problemi con tanti ingressi e uscite. C'è sempre posto per nuovi volontari che si prendano l'impegno da soli o in gruppo di 6 serate all'anno di adorazione eucaristica. Ho cominciato subito quando donando ha iniziato questa avventura, diciamo, e abbiamo detto proviamo. Ci sembrava una bellissima iniziativa, l'adorazione di notte Donando riteneva che fosse molto importante, per cui ho iniziato volentieri e da lì non ho più smesso. Come fai l'adorazione per tutta la notte? L'adorazione con tutta la notte vuol dire stare in pace, stare davanti al Signore, mettersi proprio a stretto contatto con Lui, pregare, perché tante volte durante il giorno non si riesce, mentre invece queste sono proprio ore che si possono dedicare completamente alla preghiera, all'ascolto, al sentire la vicinanza col Signore. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.